Tutti spenti con provvedimento firmato dal comandante della polizia locale Antonio Paolocci, dopo l'indicazione arrivata dai sindaci della Federazione del Campo Sampierese riunitisi in via d'urgenza. Sono 7 gli autovelox nel territorio di 10 comuni che dal 18 marzo sono accesi solo con finalità di pubblica sicurezza e per il rilevamento dei flussi di traffico. Si tratta dei 4 Velox Velocar Red Speed lungo la strada regionale 308 del Santo e dei 3 Enves Evo lungo la strada provinciale 46 Brentana nei comuni di Villa del Conte e Curtarolo. Una decisione che i sindaci hanno assunto in via prudenziale dopo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione che ritiene passaggio obbligatorio l'omologazione degli apparecchi in contrasto con quanto afferma il Ministero delle Infrastrutture, che sostiene che approvazione e omologazione sono equivalenti. La Federazione del Campo Sampierese precisa che si tratta di una sospensione provvisoria in attesa della soluzione della controversia in atto. Nel frattempo, anche a Cittadella, Comune e Polizia Locale stanno studiando la sentenza. Per ora, nella città murata, i Velox restano accesi.